Allora, rieccoci qua. Stiamo parlando un po' del fenomeno immigrazione e l'occupazione lavorativa, quindi questo problema della disoccupazione dilagante che ovviamente riguarda anche in modo significativo, più o meno significativo, chiedo a lei per quel che riguarda la disoccupazione degli stranieri. Abbiamo visto che sono in percentuali importanti comunque anche loro, no? Sì, sì, Riassumendo, sì, 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 anche la disoccupazione straniera è piuttosto elevata, come del piuttosto resto elevata, esatto. anche quella italiana. L'imprenditoria invece, Allora, l'imprenditoria, abbiamo portato anche qui una slide riassuntiva, imprenditoria straniera, che è se la non mi numero sbaglio 11 se non sbaglio. 11, sì. Tanto per dare un po' di numeri, sono 500.000 le imprese nel 2013 presenti in Italia, condotte da soggetti nati all'estero. I dati che riusciamo ad avere non danno proprio la cittadinanza, ma dicono semplicemente soggetti nati all'estero. Rispetto al 2011 sono in crescita del 9,5% Cioè vuol e dire che ci sono più sì, imprenditori, più stranieri che fanno gli imprenditori o che hanno partita IVA, perché questo è da capire, cioè questo è un po' da capire, diciamo che le imprese, però c'è proprio un saldo negativo delle imprese iscritte e cessate condotte da nati italiani, hanno perso circa 50.000 nel ah, 2013. Invece c'è un saldo positivo per quelle degli stranieri che hanno superato le 18.000 unità. ecco, ma questo è interessante capire, cioè si parla di imprese Di o imprese condotte da imprese proprio? soggetti nati all'estero, sì, da imprese, proprio si fa una distinzione anche a livello societario dell'impresa, i dati vengono eliminati da solo amministratori, cioè devono avere proprio una prevalenza di soggetti nati all'estero per essere considerata Ah, ok. impresa condotta da soggetto nato all'estero. E ovviamente vi è una prevalenza nelle imprese di costruzione e di commercio, che sono circa il 60% delle imprese, tanto per dare un po' di numeri, Parliamo anche di cinesi. sono Ah, ovviamente imprenditori nati all'estero. Per dare un po' di numeri, il 14% delle imprese di costruzioni sono condotte da soggetti nati all'estero e l'11% delle imprese del commercio. A livello territoriale, allora, a livello di numerosità vi è una maggior presenza in Lombardia perché ce ne sono il 20%, ma se andiamo a fare un'incidenza qui rispetto alle imprese totali, abbiamo che in Toscana abbiamo l'11,7% delle imprese totali condotte da nati all'estero, la Liguria 10,5% e Friuli Venezia Giulia il 10,2%. settori sempre costruzione e commercio, indistintamente. No, queste sono un po' tutte, quindi Tutte, possono ok. prendere anche i servizi. Diciamo che le costruzioni e il commercio sono quelle che ne hanno in maggioranza. Una cosa importante che non si pensa mai quando si parla di stranieri è che queste imprese condotte da stranieri producono valore aggiunto. Abbiamo stimato che producono almeno 85 miliardi di euro, quindi il 6% del valore aggiunto prodotto a livello nazionale. Quindi producono un po' meno valore aggiunto rispetto a quelle italiane, perché anche in questo caso si tratta Non altamente di aziende qualificate. meno strutturate, quindi nate da poco, che magari si collocano in particolari settori, quindi un po' come per le professioni in cui gli stranieri hanno professioni poco qualificate, anche le aziende sono un po' meno strutturate, però ci sono studi che dimostrano che l'aumento dell'imprenditoria straniera favorisce anche l'innovazione, quindi dove vi è maggiore imprenditoria straniera vi è una maggiore innovazione, Ah, quindi quindi in realtà bisogna anche essere aperti alla possibilità, insomma, di gli apporti che queste. vengono anche da altre realtà. Un Certo. attimo solo, pronto? Buongiorno dottoressa Elena, oggi la vedo in splendida forma. Grazie. Ascolti, io mi chiamo Marco e chiamo qui da Milano, io sono un imprenditore, Sì. io l'ho già chiamata lei, Sì. io ho 12.000 dipendenti e ho 230 mini market in tutta Europa, qui in Sì, Italia sì, mi ricordo, ho sì. 20 mini market, ma se non c'è un abbassamento delle tasse in Italia, e per farlo bisogna almeno abbassare le pensioni, perché ci sono tantissimi pensionati in Italia che hanno delle pensioni da nababbo, tutti gli dipendenti pubblici, lo sa che sono tantissimi che hanno stipendi d'oro. A questi qui se non vengono abbassate le pensioni, noi aziende tutti i mesi paghiamo le tasse per mantenere tutti questi signori e tantissimi dipendenti pubblici che tuttora sono in funzione che hanno dei stipendi da nababbo. Tanti parlano dei politici, ma tutti questi funzionari pubblici, tipo il prefetto, questi signori qui che non fanno niente, prendono fior di soldi, quando vanno in Lo so. pensione hanno delle buone uscite, o se no ci sono generali della Guardia di Finanza
che quando vanno in pensione vanno a fare la seconda attività, sempre per lo Stato. Di questi signori c'è pieno. Ecco, capito? sì, no, ma questo senza dubbio. Volevo chiederle relativamente al tema, voi avete anche occupati stranieri? Noi prendiamo solo personale italiano e basta. Per una scelta aziendale sua? La vostra Perché la mia politica è di assumere sempre persone del nord Italia, perché io sono operativo nel nord Italia, perché noi del nord Italia siamo i campioni del mondo in Italia e all'estero. Ho capito, anche Siamo migliori dei tedeschi. Anche quindi nelle vendite, anche in qualsiasi ruolo voi prendete italiani? Io prendo solo personale italiano perché gli stranieri non sanno fare niente. Noi del nord Italia, nel mio settore, nel commercio, siamo i migliori. Lei si deve ricordare che Leonardo da Vinci e Cristoforo Colombo sono del nord Italia, ha capito? Hanno fatto la storia. Sì. Invece i nostri connazionali del sud sono famosi per la mafia e la 'ndrangheta e la camorra, e questo è poi il problema di questo paese qua, che all'estero siamo mal conosciuti. Ha capito? Certo, va bene, grazie del suo intervento, grazie al nostro telespettatore, prego. Mi permetto una battuta, che i numeri invece li hanno inventati gli arabi, quindi credo non si possa in generale appunto generalizzare su qualità o non qualità. Anzi, no, però forse si ricollega, a somiglianza si può ricollegare a quanto diceva anche la dottoressa, che avendo noi, anche lei diceva prima, un afflusso importante di stranieri non altamente qualificati, perché sono persone che ovviamente questo scelgono il nostro paese forse proprio perché non sono altamente qualificati, se no già prenderebbero le vie, avrebbero più disponibilità economica, perché magari hanno frequentato gli studi, vengono da famiglie diverse, andrebbero negli Stati Uniti o in altre realtà, qui sbarcano, arrivano proprio al primo arrembaggio e quindi non sono ancora in grado di svolgere professioni che richiedono una certa capacità. Magari la vendita richiede la conoscenza di una lingua, a meno che uno non sia diciamo un commerciante nato con una propensione individuale, richiedono, o un vuole fare il vuole è un discorso diverso. Questi escono dai vostri controlli perché sono nel sommerso e quindi non li avete analizzati, però indubbiamente c'è un certo tipo di attività richiede un certo tipo di preparazione o comunque anche di formazione, no? Sì, come dicevo prima, appunto il problema dell'Italia è che non è in grado di attrarre lavoratori qualificati. Ci sono state anche dei richiami da parte dell'Unione Europea in questo senso, proprio per favorire. Adesso è stata istituita la cosiddetta Blue Card, appunto per favorire l'ingresso nell'Unione Europea di lavoratori altamente qualificati, ma l'Italia continua ad essere indietro su questo fronte. Mentre altri paesi come la Francia e, come dicevo prima, gli Stati Uniti in un altro contesto sono invece in grado di utilizzare, direi tra virgolette sfruttare meglio il fenomeno migratorio e di utilizzarlo come appunto volano anche per un'imprenditoria innovatrice. E se pensiamo ai vantaggi che potrebbe portare un'imprenditoria straniera nel nostro paese in termini di internazionalizzazione, di innovazione, di nuove conoscenze. Ma viene vista come concorrenza? Cioè dà fastidio? Questi numeri di cui parlava anche la dottoressa di imprenditoria straniera in varie attività, viene vista positivamente oppure no dagli imprenditori stessi, perché se dai lavoratori non sempre viene vista bene adesso? Beh, sicuramente qualsiasi fenomeno quando è nuovo viene visto con paura, però se pensiamo già alle grosse imprese straniere che operano in Italia, ad esempio nella grande distribuzione, è evidente come comunque ci siano anche dei benefici anche nell'avere degli investimenti dall'estero. Assolutamente. Ripasso la parola a lei. Vogliamo anche vedere gli stranieri dal punto di vista fiscale, quanto contribuiscono. Allora, esatto, no, perché poi alla fine abbiamo visto che c'è questo tipo di attività, di imprenditoria e di investimento, vediamo anche siccome sono poi imprese in regola, perché quelle che voi riuscite a registrare sono soltanto quelle che comunque sono censite, no? Di fatto versano anche i contributi, pagano le tasse. Certo, la slide successiva vediamo i contribuenti stranieri e analizziamo i dati IRPEF, quindi sia lavoratori che imprenditori. E vediamo che sono 3 milioni e mezzo i contribuenti stranieri, quindi soggetti IRPEF, ovvero l'8,5% dei contribuenti totali. Questi sono dati relativi all'anno di imposta 2012, gli ultimi dati disponibili.
sono in crescita del 3% rispetto al 2011 e i redditi che hanno dichiarato raggiungono quasi 45 miliardi, circa il 5,6% del totale. Anche qui vediamo appunto che i contribuenti nati all'estero guadagnano meno dei contribuenti italiani, sempre per tutti i fenomeni che abbiamo più volte ribadito. Infatti dichiarano mediamente 13.000 euro, oltre 7.000 euro in meno della media dei contribuenti italiani. Negli anni però sono aumentati i contribuenti stranieri, ma sono però anche diminuiti i redditi, questo in termini di potere d'acquisto, quindi vuol dire che aumentano le persone nate all'estero che fanno la dichiarazione IRPEF, quindi i dati che noi riusciamo a recuperare, ma il loro reddito, il loro potere di acquisto si abbassa. Faccia conto che si è abbassato del 5,4% dal 2008. Questo perché? Questo perché si è abbassato un po' anche quello degli italiani, nel senso perché i redditi sono un po' diminuiti, Cioè non si sono adeguati? Cioè non si è adeguato quantomeno al fenomeno dell'inflazione. Okay? Quindi se a livello di valori nominali sono aumentati, poi se andiamo a farlo al netto dell'inflazione vediamo che in realtà non hanno seguito il passo dell'inflazione. E anche in questo caso le dichiarazioni IRPEF seguono un po' l'andamento delle presenze degli stranieri, quindi sono maggiori al nord e anche gli importi sono maggiori al nord. Quindi portano comunque per lo Stato, visto che anche una Diciamo ricchezza. che nella slide successiva vediamo esattamente quanti pagano le imposte, perché nel momento che fai la dichiarazione IRPEF non è detto che paghi l'imposta netta, potresti non raggiungere la soglia minima per pagarla. E sono circa il 63% dei nati all'estero che hanno fatto la dichiarazione IRPEF. Per darle un'idea, gli italiani sono il 77%, quindi ovviamente meno degli italiani, sempre nell'ottica dei lavori meno qualificati che riescono ad entrare. Certo, quindi minor qualifica, meno soldi, quindi anche eccetera. meno contributo. Per questo secondo me è importante puntare molto sulle seconde generazioni. Benissimo, faccio aggiungere dopo qualche cosa a completamento. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo con voi.